Finanziati due diversi progetti che interessano Agrigento e la sua provincia. Il primo, approvato dall'assessorato regionale ai beni culturali, è quello presentato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento sulla riqualificazione paesaggistico-ambientale, valorizzazione e fruizione del tratto costiero di Maddalusa e la foce del fiume Acragas. Il progetto, finanziato per 1.400.000 euro, prevede infatti interventi sulla foce del fiume e sulle aree limitrofe a Maddalusa, con particolare attenzione al recupero e riutilizzo di un luogo molto caro agli agrigentini, la Focetta, da diversi anni in stato di degrado o abbandono. Il progetto, elaborato dal settore ambiente, turismo e programmazione del Libero Consorzio Comunale diretto da Achille Contino, vede il coinvolgimento del Dipartimento dello Sviluppo Rurale del Territorio della Regione Siciliana, del Comune di Agrigento, del Parco Archeologico e della Soprintendenza ai Beni Culturali, che hanno garantito, grazie ad un protocollo, la disponibilità a collaborare. Obiettivo della ex provincia sarà la riattivazione del sistema ambientale e costiero della splendida zona di Maddalusa e la valorizzazione della Focetta, da destinare a centro di accoglienza turistica ed educazione ambientale, valorizzando così tutti gli aspetti della foce in funzione della fruizione turistica. Altro finanziamento riguarda il recupero del litorale nell'Agrigentino con circa 4 milioni di euro, soddisfatto il governatore Musumeci, che dichiara: potremmo restituire alla fruizione pubblica un tratto di spiaggia tra i più belli della Sicilia. È stata una lotta contro il tempo e contro procedure spesso irragionevoli. Tutto quello che dovevamo decidere per salvare quel tratto di litorale lo abbiamo fatto 2 anni fa, il resto non è dipeso da noi ma da tappe scandite dalle disposizioni vigenti.